Di tutti i grandi palazzi dell'Europa centrale, la residenza dei vescovi di Würzburg è, senza dubbio, una delle più spettacolari ed eleganti. Espressione della tarda fioritura del barocco tedesco, che raggiunse la sua massima espressione nel XVIII secolo e che trovò nell'architetto Balthasar Neumann il suo più originale esponente, costituisce la più importante testimonianza degli ultimi splendori della Germania feudale. Würzburg, città del Land della Baviera, nella Bassa Franconia, fu dal 741 fino alla pace di Luneville, nel 1801, sede di principi e vescovi che ne fecero fiorire il commercio e l'abbellirono di artistici edifici. Oggi la città di Würzburg, con le sue fortezze, i ponti di pietra, le chiese gotiche, il tutto circondato da vigneti che producono uno squisito vino bianco, conserva intatto tutto l'incanto del passato. Meno apparente è il fatto che la maggior parte di ciò che si vede oggi è una ricostruzione dell'antica Würzburg seguita ai gravi danni subiti dalla città durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. La residenza si trova nel pieno centro della città e, come d'altra parte la maggioranza dei palazzi barocchi, si integra con lo spazio esterno attraverso una piazza che conferisce alla grandiosa facciata dell'edificio, lunga oltre 150 metri, il contesto adeguato. Costruita fra il 1720 e il 1744 su incarico dei vescovi Franks e Friedrich Karl della potente famiglia degli Schönbrunn, fu disegnata e concepita dal giovane ingegnere e architetto militare Balthasar Neumann, all'epoca 32enne, che possedeva già un'invidiabile e solida formazione tecnica e conosceva bene il barocco italiano, con il quale era entrato in contatto grazie alle campagne condotte nell'esercito imperiale. Capolavoro di Neumann è il grande scalone a 3 rampe, il cui insolito e azzardato disegno suscitò meraviglia in tutta Europa. Dopo aver superato un vestibolo, si passa a una sala circondata da colonne e coperta da una volta volutamente bassa che fa da preambolo allo scalone, la cui prima rampa raggiunge un ampio pianerottolo dal quale partono le altre 2 rampe parallele e opposte alla prima. Le pareti laterali, che rimangono piuttosto lontane, sono interamente decorate con preziosi stucchi dorati e affreschi, che culminano nella luminosa opera di Giambattista Tiepolo, il più grande pittore di affreschi dell'epoca. Frutto dell'inesauribile immaginazione del Tiepolo, in una parete è rappresentata l'Asia, con un elefante, circondata da schiavi e servitori. Mentre dall'altro lato del salone si trova l'America. Indigeni e animali esotici simboleggiano il nuovo mondo. In questo gigantesco spazio, Tiepolo volle comporre l'Olimpo e le parti del mondo, realizzando uno dei suoi progetti più ambiziosi. L'Africa è invece rappresentata sul dorso di un cammello davanti a tende berbere, mentre compie un gesto col braccio. Le divinità dell'Olimpo alzano lo sguardo verso il dio Apollo. All'estremità dell'opera vi sono i ritratti dei grandi personaggi dell'epoca. Artisti e politici, architetti, incluso il vescovo di Würzburg, sono tutti qui rappresentati.
In un angolo, avvolto da una brillante sciarpa gialla, appare lo stesso Tiepolo. Ed esattamente all'altro lato Balthasar Neumann, che contempla l'opera cui ha dedicato la vita. Tiepolo impiegò 14 mesi per dipingere questo affresco. Come metro di paragone, basti ricordare che Michelangelo impiegò 7 anni per dipingere la volta della Cappella Sistina, che era di dimensioni minori. All'esterno, i pavimenti della residenza furono decorati con la stessa opulenza delle stanze, mentre le porte e le cancellate sono esempi di lavori eseguiti in ferro battuto tra i più sublimi che si possono trovare in tutta Europa. Neumann aveva inoltre previsto la realizzazione di giardini, che però furono terminati solo 20 anni più tardi, dopo la sua morte avvenuta nel 1753. Tutto in essi merita un'attenta osservazione. Decorati con numerosi stagni, laghi, fontane e aiuole perfettamente integrati con l'ambiente che li circonda, al limite dei bastioni delle fortificazioni barocche della città, i giardini circondano interamente la residenza di Würzburg. A mano che il palazzo prendeva forma, crescevano anche gli appartamenti privati del vescovo. Al centro di questi si trova la sfarzosa e imponente sala imperiale destinata ai grandi ricevimenti, nella cui volta, in se stessa una prodigiosa opera d'arte, si trovano varie aperture che conferiscono una maggiore luminosità allo spazio. Gli affreschi che la decorano sono anch'essi opera del Tiepolo. Dipingere un affresco è arte davvero maestro, perché il colore deve essere applicato sull'intonaco ancora fresco, in modo che la materia colorante, nell'asciugare, si incorpori all'intonaco stesso. Non vi è posto per l'errore, e Giovan Battista Tiepolo non ne commise alcuno. Qui Tiepolo dipinse il matrimonio di Federico Barbarossa, imperatore del Sacro Romano Impero, nonché re di Germania, della casa di Hohenstaufen, che contribuì all'unificazione dei principati tedeschi. Con lui i vescovi di Würzburg raggiunsero un grande potere. Per quanto l'evento non ebbe un significato storico rilevante, nelle mani del Tiepolo divenne una delle opere d'arte più straordinarie del XVIII secolo. Nel 1765, dopo oltre 4 decenni di lavori, il palazzo di Würzburg era completamente terminato, decorato e ammobiliato. Tutto il mondo convenne nel ritenerlo un capolavoro, prevedendo però anche che il suo rivoluzionario concetto architettonico lo avrebbe condannato alla decadenza. Balthasar Neumann non si sarebbe meravigliato invece del fatto che oggi la sua opera sia ancora in piedi. Anche durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, quando Würzburg, compresa una parte del palazzo, fu ridotta a un informe cumulo di macerie, la sua grande scalinata e gli affreschi del Tiepolo miracolosamente si salvarono. Oggi ispirano e dilettano i visitatori con la loro eccellenza e maestria artistica.